Tutti i 163 hanno già un impiego. Per i nuovi diplomati dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile, la ricerca dell'occupazione non è stato un problema. Ancora prima di finire gli studi, il mondo del lavoro li aveva già accolti a braccia aperte. L'ITS, riconosciuto tra i migliori d'Italia dal Ministero dell'Istruzione, conferma la validità dei suoi percorsi formativi. 18 le tipologie di indirizzo attualmente attivati, sono frequentati da quasi 800 studenti. Per quanto riguarda i corsi tradizionali di accademia, che sono quelli di macchina e coperta, noi dal 2005 abbiamo formato tra i 1200 e i 1300 ufficiali di coperta e 1 migliaio di ufficiali di macchina. Più recentemente ci siamo indirizzati su altri settori della mobilità sostenibile, che sono il settore ferroviario, quello della logistica, quello della cantieristica e quello poi altrettanto importante dei servizi di bordo. A Genova si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai nuovi diplomati. Dei 163 usciti quest'anno erano presenti in 70, gli altri impossibilitati a partecipare perché già impegnati sul campo. Alla presenza delle autorità, l'assessore regionale Scajola ha consegnato una targa di riconoscimento a Gaia Marconcini, prima allieva donna dell'ITS genovese, diventata direttore di macchina. Ho continuato a navigare in costa per circa 10 anni. Ho conseguito la patente da primo ufficiale di macchina e poi ho continuato la carriera su rimorchiatori. Quando sono a bordo mi prendo cura del mio rimorchiatore, anzi dei miei rimorchiatori perché ne ho 4. Svolgo le mie normali manutenzioni di routine, cioè ordinarie e straordinarie. A me piace sporcarmi. La mattina scendo, sondo l'olio, cambio l'olio ai generatori, cambio filtri ai generatori, metto in moto, fermo, avvio compressori, travaso il gasolio, imbarco l'acqua. Non è facile trovare una donna in macchina, ma neanche in coperta in realtà. Lavorare sulle navi è un lavoro prettamente maschile, è un ambiente assolutamente maschile. Quando ho iniziato io a navigare, donne a bordo non ce n'era quasi nessuna. Ora, grazie a Dio, sono felice di vedere che le cose stanno cambiando, ecco.